Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e tenere gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le notizie più fresche e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia subito un like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei corridoi del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe essere un movimento storico per il futuro della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli è entrato a pieno titolo nella corsa per Rasmus Højlund, attaccante danese di 22 anni che ha già brillato in Serie A con l'Atalanta, ma che non è riuscito a ripetere lo stesso successo al Manchester United. Fisicamente forte, veloce e con grande capacità di attaccare la profondità, Højlund è visto come il sostituto ideale di Romelu Lukaku, visto che le sue caratteristiche permettono ad Antonio Conte di mantenere lo stesso schema tattico provato fin dalla pre-season. Il giocatore, però, ha perso spazio in Inghilterra. Non è stato convocato per l'esordio in Premier League contro l'Arsenal ed è rimasto fuori anche dall'amichevole contro la Fiorentina, segnali chiari che non rientra nei piani di Ruben Amorim. Il Milan stava lavorando al suo acquisto, ma ora il Napoli è entrato con decisione nella corsa, aprendo un nuovo capitolo in questa sfida di mercato. Lo United ha già fissato i termini, prestito iniziale da 5 a 6 milioni di euro, con opzione di riscatto tra i 35 e i 40 milioni. E adesso vogliamo sentire voi, tifosi azzurri. Højlund sarebbe il centravanti ideale per guidare l'attacco del Napoli? Oppure il club dovrebbe puntare su un altro profilo? Scrivete la vostra opinione qui sotto nei commenti e, se vi è piaciuto questo aggiornamento, sostenete il nostro lavoro lasciando un super thanks così potremo continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.